domani inizia oggi. A Vicenza va di scena la prima edizione di Vi Orienta, che punta i fari sul futuro professionale di migliaia di studenti. Per la Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, eppure la strada che porta al mondo del lavoro è sempre più in salita. Per non perdersi, i giovani devono trovare i giusti punti di riferimento e oggi in fiera ci si orienta, anzi ci si vi orienta. Oggi sono passati un migliaio, penso, di ragazzi, perché tutte le scuole del Vicentino erano qui. Gli studenti, coi loro genitori e i docenti, hanno girato gli stand in cerca dei corsi professionali più idonei alle loro capacità e alle loro competenze. I ragazzi sono venuti qui a chiedere delle informazioni per come diventare un informatico, come diventare un estetista, e hanno trovato delle risposte, perché possono iscriversi nei nostri corsi di operatore informatico, operatore grafico ipermediale, possono diventare anche estetiste e acconciatrici attraverso il percorso di operatore del benessere. Tra tanti percorsi professionali che s'affacciano sul futuro, dalla comunicazione al graphic designer fino al brand manager, in Italia, il paese col più grande patrimonio artistico e architettonico al mondo, c'è un mestiere che è attuale come non mai: il tecnico del restauro di beni culturali. Esatto, siamo orgogliosi proprio di presentare questo percorso di studi triennale per tecnico del restauro, che dà la possibilità di ottenere una qualifica a livello QF5, a livello europeo, e anche permette ai restauratori di un domani di iscriversi proprio al Ministero dei Beni Culturali e di Conservazione come tecnico. Un percorso professionale che ha grandi sbocchi, soprattutto in un Veneto che profuma di grande storia, ricco di tesori che aspettano solo di essere restituiti al mondo. E la grande novità di quest'anno è quella che i corsisti possono ottenere una borsa di studio grazie ai finanziamenti della Regione Veneto. Il restauro è forse la materia prima che abbiamo più forte in Italia e in Veneto, materia prima che va lavorata, che va difesa, che va promozionata, perché la Regione del Veneto investe sul restauro, perché ci sono dei posti di lavoro, peraltro posti di lavoro di altissima qualità, ed è vero che anche quel che sta accadendo attorno a noi ci fa dire che abbiamo un patrimonio artistico monumentale molto delicato, molto diffuso, non solo a Venezia, tutto il Veneto. Abbiamo bisogno che i ragazzi ci credano, perché la Regione ci crede.